Nuovi poliziotti in arrivo sul territorio grazie al 231esimo corso allievi agenti e al 19esimo corso vice ispettori della Polizia di Stato. In totale si tratta di 3.500 persone che prenderanno servizio nelle varie questure d'Italia. Ad annunciarlo il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. In 3 anni questo governo ha assunto 42.500 operatori delle forze di polizia. Così diamo una risposta concreta a un problema diffuso: più uomini, più donne sul territorio per tutelare i cittadini. Con l'ultimo aggiornamento in Veneto, l'incremento definitivo è di oltre 200 nuove unità, considerando tutte e 7 le province e tutti i comparti di assegnazione. A Padova sono stati destinati 54 nuovi agenti e vice ispettori che saranno impiegati nel presidio del territorio. Numeri che significano una presenza reale e un sostegno concreto ai cittadini e a chi ci difende ogni giorno.